Ciao ragazzi, Mantova, mercato agricolo di Borgo Chiesa-Nuova, Mantova, provincia agricola per eccellenza. E Stefano è uno dei rappresentanti di questo mondo che ha fatto una scelta ben precisa, Ciao. produrre bio. Perché questa scelta, Stefano? Ma perché è indispensabile al giorno d'oggi. Un po' perché la qualità del cibo è andata a quel paese a tutti gli effetti e poi perché insomma bisogna guardarsi attorno e rendersi conto di dove siamo arrivati. Ecco. La natura ha bisogno di noi. Però è una scelta che hai fatto non molto tempo fa, mi parlavi del 2017, no? E vi assicuro che fare un salto del genere, perché c'è tutto un percorso di conversione, non è una cosa semplice. La gente, il pubblico, capisce cosa vuol dire produrre biologico? Questa è una bella domanda. Ma allora, sicuramente si stanno avvicinando in tantissimi in questo mondo. C'è da dire che non siamo tanto noi a parlare di questo quanto i nostri prodotti. Hanno un sapore che sono quelli che si potevano dire di una volta, quindi il famoso orto di casa che si coltivava anni fa, ma anche adesso comunque se coltivato con certi metodi rende allo stesso modo. Ecco, noi cerchiamo di far parlare i nostri prodotti e ovviamente ci mettiamo del nostro, cercando di spiegare un po' quello che facciamo e come lo facciamo. Ecco. Per Corte Cascina cosa proponete? Allora, noi siamo una piccolissima realtà, detto ciò io cerco di far toccare con mano ai nostri clienti, ai curiosi, quello che faccio e come lo faccio, quindi li porto in campo, gli faccio vedere tutte le nostre serre, un po' le nostre tecniche. Io ho abbracciato l'agricoltura biodinamica, sono partito da quella prima e poi sono arrivato al bio, quindi spiego un po' cos'è, come viene fatta, come la faccio io. E ecco, questo è. Poi darò qualche consiglio di orticoltura casalinga, ecco, se posso farlo, e tutto qua. Farei anche assaggiare qualcosa? Certamente, anzi abbiamo un ristorante vicino che è Che usa i vostri prodotti. che usa i nostri prodotti, quindi Filiera cortissima. sì, decisamente. Dove siete voi, Stefano? Noi siamo a Castelfranco d'Oglio, che Perfetto. è vicino a Piadena e è tra Piadena e Canneto sull'Oglio. Numero su Corte Cascine? Oddio, Ti ricordi più? non mi ricordo più. Cercatela sul sito, segnatevela e andate lì a mangiare qualcosa di buono. Grazie. Ciao ragazzi, ci vediamo.